Vol ha voluto dare questo suo contributo, una canzone che parla della bellezza e dell'acqua purissima della Sardegna. L'acqua è un simbolo di vita, anche se talvolta porta alla morte. È difficile immaginare che la Sardegna sia stata colpita solo poco tempo fa da un evento così catastrofico. Però c'è qualcosa di positivo, un lato positivo che è quello che ha sottolineato il nostro sindaco, quello di ripartire e di non fermarsi, ripartire cercando di riparare questo che è successo. Ovviamente le morti che ci sono state, queste non si potranno riparare, ma ripartire in un'attività che coinvolga tutti per la rinascita di questa isola. Sardegna, Sardegna, il mare è più blu, un tuffo nell'acqua e poi torni su. Sardegna, Sardegna. Chi l'avrebbe mai detto? Proprio la notte che stavo tornando da Roma, a Cagliari, durante il mio viaggio verso casa, non ho incontrato neanche una goccia d'acqua, mentre a poche centinaia di chilometri si stava scatenando l'inferno. Carlotta mi ha suggerito di fare qualcosa e ora sono qui, a Olbia, per incontrare Maurizio e altre persone che mi racconteranno la loro storia. L'isola verde, gli ulivi e il vento che dà. Questa alluvione è stata veramente una cosa surreale, perché effettivamente quando ti capita una cosa improvvisa così è incredibile quello che accade nel mentre, quello che accade in quei momenti. Ho vissuto una situazione particolare, ho avuto la fortuna di viverla dal secondo piano, quindi vedevo sotto quello che accadeva, vedevo le macchine che galleggiavano, vedevo cassonetti che si spostavano e cominciavo a vedere la gente che usciva dalle case a piano terra. Diciamo che quella notte è stata un qualcosa di quasi come una sbornia, non ti capaciti di quello che avviene. È una cosa epocale, cioè mai pensavo di succedere una cosa del genere, che io sono stato scioccato, cioè sono stato una settimana piangendo, perché prima ero in casa, tutto rovesciato, poi entro qua, credevo che è più rovesciato di casa, era una cosa epocale. E me ne sono uscito fuori, mi sono messo a piangere, perché non riuscivo neanche a parlare. Abbiamo avuto anche altre aziende vicine molto danneggiate, del vivaio, quell'altro delle barche, tutte queste case sotto qua, tutta gente che non c'ha la casa. Io stasera me ne ritorno a casa, loro non c'hanno la casa. Dove stanno? In un albergo? Non lo so, sono fuori però. Da qui è entrato il mare, ha fatto un muro recitato, 200 metri di muro con la rete, tutto buttato a terra. Da qui è entrata l'acqua e l'ha portata fino su alla casa dove sono morti i brasiliani. In linea d'aria sono 500 metri. Quindi la potenza dell'acqua ha portato le mie piante a 500 metri di distanza dal mio terreno. Ma non solo quello. Si vedono ancora le piante lì perché non si riesce a entrare tanta acqua che c'è ancora, che non riesce a asciugare. Anche perché fino all'altro ieri stava piovigginando, piovendo. In fondo tutte le mie piante. E poi è tutto pieno di piante. Qui, là, tutte sistemate. Tutto il piatto di irrigazione non c'è più qua. Tutto partito. È una tragedia vedere la città in ginocchio. Mi è capitato passare proprio lì a Sticadedu, dove hanno raggruppato tutte le macerie, tutti i detriti che hanno recuperato dalle vie, e vedere queste grosse montagne e capire che all'interno di quelle montagne di immondizia ci sono dei ricordi di una vita di delle persone e pensare che non c'è più niente dopo questa alluvione, tutte queste persone hanno perso tutto. Ma che cosa brutta quando io vedo in casa che mia moglie dice l'acqua in casa, e io gli ho detto la pozzetta del cortile, gli ho detto apro la porta, la persiana stava già mantenendo l'onda, apro la porta, mi ha dato una sbattuta di 20 metri, mi ha mandato via al portone d'ingresso. Io prendo mia moglie e invece di andare sul tavolo e mi tuffo in cortile, per dire nuotando usciamo fuori perché avevo paura che riempiva la camera.
Arrivo in cortile e l'acqua era fin qua. Riprendo mia moglie, la metto nel davanzale e gli dico: tu mantieniti qua, perché io qua vedevo la gente nuotare con bambini in alto, tutto. Mantieniti qua che io vado a salvare altri lì. No, che non so nuotare, non mi mollava, mi stringeva sempre di più. E gli altri gridavano: aiuto, dai! E non avevo più coraggio di cosa fare, ero inceppato nella finestra, chi gridava, una è riuscita a salire in quel poggiolo lì e gridava aiuto, aiuto. Una cosa come un film, come si vedono tutte quelle tragedie, l'abbiamo vista qua, ma grandi e piccoli, una cosa tremenda. Lei ha avuto paura di morire quindi? Assolutamente, quando ho visto che è arrivato l'onda così e la camera era già così, ho detto qua se ci chiude siamo morti. Allora ho saltato, mi sono tuffato proprio, nuotando porto via mia moglie e l'ho trascinata proprio alla finestra. Però poi ho visto che l'acqua ha rallentato e faceva questo giro di onda. Messo sulla finestra, però non potevo aiutare gli altri che passavano in strada, cioè rimanevo così inceppato, ecco, non sapevo più cosa fare, non sapevo dov'ero a un certo punto. Siamo stati chiamati dalla moglie di un mio collaboratore che si trovava bloccata a casa col bimbo piccolo e non riusciva a muoversi. Li abbiamo raggiunti ed era una situazione apocalittica. Valanghe di fango che ti trasportavano la macchina, con cisterne di acqua sradicate dai terreni che ti venivano contro, sentire poi la moglie del mio collaboratore che lo chiamava piangendo, lui che piangeva, vedersi impotenti davanti a una circostanza simile è sicuramente una cosa che, credimi, se fosse stato un film avrei cambiato canale, perché avete detto guarda, c'è talmente tanta fantascienza in tutto ciò che preferisco guardare altro. Da quanti anni esiste questa azienda? Da 60. Di famiglia. Quanto è il danno? L'avete un po' fatto? Tanto. Tanto perché ci ha portato via tante di quelle cose che abbiamo comprato in giro per il mondo. Sì, si compra tutto oggi, ma tante cose per noi non le puoi comprare più. Tu hai dei figli? Sì, 3. Tu mi stavi dicendo prima quello che hai detto tu, cioè che hai detto sì, è successo questo, però io sono vivo. L'importante è quello. Sono fortunato che sono vivo, perché tanta gente purtroppo è morta. Io ero 20 minuti prima qua. Potevi rischiare di morire. Siamo stati fortunati, siamo andati in ferie dopo 24 anni, se eravamo rimasti aperti come tutti gli anni, è stato un caso che ha voluto che siamo tutti vivi, collaboratori, clienti, tutti. Noi il problema ce l'abbiamo avuto sempre da quando hanno fatto questo ponte, che è piccolo, l'ha dimostrato i fatti, non è che lo sto dicendo io, l'acqua non è passata sotto, perché era sempre pieno, che 20 minuti prima l'acqua non passava sotto lì. Dopo, arrivata la piena, ha trovato il fiume sporco in una situazione che non era... Me lo immaginavo che stava per uscire, ma non perché era alto, no? Perché qua ci sono delle dighe che non hanno mai sistemato o pulito e prima o poi... Quanto danno ti hanno fatto? Abbiamo superato 1 milione di euro di danni. Poi il fiume è uscito da lì, perché lì dietro c'è il campo, c'è il fiume, no? C'è proprio una parete di fiume, non è stato mai pulito, quindi c'è un fronte di 20 metri che è sporco, quindi arriva l'acqua lì, non può defluire e torna indietro. Quindi è quello che è stata E la quella causa? è stata una delle cause maggiori. E noi abbiamo subito pochi danni perché abbiamo perso solo l'attività. Abbiamo perso qualche macchina, avevamo fuori per dire, perché poi alla fine c'erano 17 macchine all'esterno, tutte quante allagate. L'officina ha subito danni, diciamo, per il 60% della attrezzatura che è andata persa, il computer e tutte quelle cose lì che noi utilizzavamo giornalmente per lavorare, per diagnosticare le macchine. Siamo isolati completamente, capito? Abbiamo dovuto fare tutto questo giro, in genere lo vedete all'aeroporto, noi arriviamo qui da Olbia, sono 2 chilometri, adesso chiaramente anch'io sono arrivata in ritardo perché sono diventati 10 minimo in più. Siamo qui alle cantine Olbios, sembrerebbe Linea Verde, ma non è Linea Verde, è sempre il nostro documentario sui fatti di Olbia. Daniela, raccontaci un po' come hai vissuto tu questo alluvione, questa esperienza. Tu abbiamo visto un po' prima dalle cantine, hai avuto qualche danno, però diciamo ti sei salvata, perché quei peperoncini che abbiamo visto prima ti hanno portato fortuna, che ti ha regalato il tuo dipendente.
Sì, noi per adesso infatti ci siamo salvati, nel senso che con tutto quello che è successo, che conosciamo molto bene, è inutile continuare a parlare dello spavento che chiaramente abbiamo provato tutti, del dolore che abbiamo ancora nel cuore per quello che è successo e che sicuramente non si può scordare. Adesso stiamo pensando di lavorare, la sincera verità è che stiamo provando anche a utilizzare delle vie alternative in tutti i sensi, poiché questo silenzio che si sente oggi qui per me è un silenzio anche assordante. Ci troviamo in una situazione di vero e proprio silenzio, perché silenzio, innanzitutto la città mi è capitato di uscire in giro per la città in questi giorni e vedere il silenzio più totale. Sembra di essere proprio in un'altra città rispetto alla mia città. Tutte le case chiuse, i locali chiusi, le luci spente. Sei un po' a lutto, Olbia. Esatto, diciamo. molto a lutto. È una cosa molto triste perché Olbia è sempre stata una cittadella, una città abbastanza vivace, abbastanza solare, sorridente, accogliente ed è molto brutto e molto rattristante vedere questa situazione. Abbiamo avuto parecchi danni, abbiamo avuto danni stimati intorno ai 58-60 mila euro, che ripeto non sono niente, sono una nullità rispetto alla gravità della situazione della città e a tutti i disagi che vivono le persone che hanno subito dei danni in città. Siamo qui a combattere, a cercare di vincere questa battaglia che non sarà facile vincere, il pensiero va a chi non c'è. Amici, che sono le cose drammatiche di questa storia, perché finché vedevo l'allagamento e l'ho visto, non pensavo mai alle vite che si stava portando via in quel momento. In questa alluvione ho perso un carissimo compagno, era un compagnetto di scuola, di banco alle elementari. Abbiamo trascorso l'infanzia assieme, che sono appunto gli anni che ti rimangono più impressi della tua infanzia alle scuole elementari. Col bambino. Non ho avuto neanche il coraggio di andare al suo funerale perché, credimi, ti fa venire veramente grossa rabbia e vedere tutti là schierati con i colletti delle camicie pulite, incravatate, è triste. Quindi preferisco pensarlo, ricordarlo per com'era e andare a trovarlo indipendentemente dal funerale. Mi fa molta rabbia perché anche la madre con la bimba che sono state travolte appunto dal fiume, non lo so, guarda, non ho le parole perché non so, ho il pianto in gola perché non è pensabile una cosa del genere quando buona parte delle vite umane si poteva salvare, penso questo. Non lo può dire nessuno se potevano salvare le vite o meno. Quando si parla di cultura di protezione civile si parla anche sulla prevenzione. La prevenzione va fatta a monte prima dell'evento. È anche vero che in Italia abbiamo un ordinamento che ha delle norme che sono sempre post-evento, cioè prima capita la disgrazia e poi il legislatore fa una norma affinché questa disgrazia non si possa ripetere. Vi faccio un esempio molto semplice di questi giorni. 81 tornado negli Stati Uniti, meno di 10 morti. 24 ore, forse anche meno di pioggia, forse qualche ora di pioggia, abbiamo avuto 17 morti e milioni di euro di danni. Forse è questo che su queste cose dobbiamo interrogarci. Cosa manca in Italia? Manca la formazione, sicuramente. Noi siamo uno dei pochi paesi che la protezione civile non viene insegnata nelle scuole. Siamo uno dei pochi paesi che non esistono scuole nazionali di formazione per la protezione civile. Gli Stati Uniti, con la FIMA, con queste grosse organizzazioni, ci insegnano queste cose, ma se andiamo qua a fianco al confine con noi, col Piemonte, la Francia, la formazione viene dalle scuole primarie, cioè dalle elementari. Se prendete la Spagna, ha una scuola nazionale che si occupano esclusivamente di protezione civile. E gli inglesi con l'Università di Leeds ogni anno formano 5.000 operatori della protezione civile. In Italia questo non accade, tra l'altro non ci sono nemmeno gli operatori che vengono in qualche modo riconosciuti per legge. Per il primo giorno non si è visto nessuno, il secondo nemmeno, un silenzio senza luce, senza niente. Dopo abbiamo cominciato a vedere qualche gommone, qualche cosa col motorino, a motore proprio, che cominciava a raccogliere gente, la ruspa con la benda faceva così, saltavano dentro e raccoglieva con la benda e col gommone, raccoglievano già e la portavano su in alto dove non c'era l'acqua. Questo è stato il dramma. Un'immagine, io ricordo la notte del lunedì,
quando arrivai qua erano le 6, in realtà sembrava notte da quanto era cupo il cielo, era un mare di fango fuori da questa chiesa e dentro la chiesa, eppure tutto il quartiere era al buio perché tutte le linee elettriche erano saltate, la chiesa era l'unico punto dove la luce non ha ceduto, dove la linea elettrica non è saltata, e quindi si vedeva in mezzo al buio, in mezzo alle urla, alla paura, qualcuno alla disperazione, una chiesa illuminata che dava luce fuori di sé attraverso le grandi vetrate che abbiamo qui appunto in questa nostra chiesa di quartiere. Da lì, da quel segno siamo partiti per dire la chiesa è stata sempre e deve continuare ad essere anche nella nostra città di Olbia un segno di speranza, di luce per il futuro. Quando ritorna la luce, quando con la luce del giorno, quando si calma la situazione, quando smette di piovere, ti rendi conto di quello che ha lasciato l'acqua. E ho visto da subito la gente che dopo un primo momento di smarrimento ha cominciato a darsi da fare, a cercare di capire come ritornare alla normalità più in fretta possibile. Quindi ho cominciato a vedere persone che arrivavano, che davano una mano, prima i parenti ovviamente, prima diciamo così quelle figure che sono preposte anche alla protezione della popolazione, quindi la protezione civile in primis, la Croce Rossa, è arrivato l'esercito, la polizia, i carabinieri, volontari da ogni dove. Questo è stato il primo segnale bello che io ho potuto vedere già negli attimi successivi diciamo così, a questa drammatica situazione. Io in questi giorni passati, all'ora di pranzo e durante la cena, andavo nella mia parrocchia a prendere i pasti caldi e li portavo un po' nei posti con una jeep abbastanza alta, la portavo nei posti dove le altre automobili non potevano raggiungere le abitazioni. Molta gente, è triste, però molta gente si vergogna anche nell'accettare un pasto da terze persone. E invece non c'è niente di cui vergognarsi, anzi è un gesto molto bello e credimi, lo farò se dovessi campare per altri 100 anni e qualora ce ne fosse la necessità, perché la città ha bisogno di questo. Siamo in balia nostra e quindi dobbiamo ripartire noi, rimboccarci le maniche come abbiamo fatto, perché io dopo 2 giorni che abbiamo avuto la casa distrutta, lavoro di una vita. È il danno per noi come azienda, che purtroppo stavamo vivendo in una situazione non bella, non abbiamo di che supportare questo disastro che è arrivato. A livello economico A livello economico siamo fermi. Questi aiuti che dovrebbero dare, che tanto vociferano, stanziati, soldi. Ci contiamo. Logicamente non ci vogliamo illudere di avere la vita spianata, diciamo, per queste cose. Abbiamo dovuto chiudere per circa 2 settimane. Oggi stiamo tentando di ripartire con un po' di attrezzatura, però è difficile senza aiuti, diciamo, perché comunque l'attrezzatura adesso va ricomprata e costa parecchio, comunque per aggiustare macchine, quelle che trattiamo noi. Ma questo famoso aiuto del governo, è arrivato qualcosa? Ma guarda, c'è qualcosa in qua tasca? non si è presentato nessuno. La verità le tasche ce le ho vuote. Io le tasche ce le ho vuote. Aiuti ancora non ne sono arrivati. A quanto hanno detto a noi, adesso fino a gennaio cercheranno di raccogliere tutte le richieste, dopodiché le valutano e poi ci saranno i rimborsi. Io mi auguro per gennaio di essere già in piedi con le mie gambe, nel senso che comunque se arriveranno soldi ben vengano. Adesso dobbiamo fare da soli, chiaramente quello che noi chiediamo è un sostegno dove non possiamo fare da soli, quindi immediatamente la viabilità, importantissimo per tutto, per una questione anche morale, quando uno esce di casa e già deve fare delle vie alternative perché non può passare dalla strada perché sa che là è crollato un ponte, sa che là sono morte delle persone. Sono stato molto colpito dall'aver visto smentito quel detto che pocos locos e mal unidos i sardi, no? Invece no, ho visto proprio una grande coesione, ho visto gente che si aiutava a vicenda, gente che con grande dignità si è rimboccata le maniche da subito senza aspettare chissà quale manna dal cielo
per gli aiuti, no, si sono dati da fare, si sono creati gruppi di volontari che appena finivano di pulire una casa si spostavano e andavano a pulire un'altra. E ripeto, non ho visto nessuno versare lacrime, se non qualche persona impaurita durante l'evento. Quella è l'unica persona, sono gli unici momenti che ho visto delle persone che hanno eventualmente versato qualche lacrima, ma erano più che altro lacrime di paura, di timore. Ma dal giorno dopo, cioè, la gente sembrava, come dire, va bene, ricominciamo, facciamo una cosa che abbiamo, è quasi come se l'avessero sempre fatta, incredibile. Cioè, c'è stata una macchina organizzativa volontaria impressionante. Quindi la dignità dei sardi sicuramente si è messa in primo piano in questo evento. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto non possiamo star qui a guardare la città che soffre, in particolare, poi questa è anche la zona, questa parrocchia è la zona più colpita di tutta la città per quanto riguarda le famiglie sfollate, alluvionate, le famiglie che sono state colpite in diversi modi da questo dramma così grave. Ebbene abbiamo detto lanciamo un segnale forte di speranza, e la speranza è venuta proprio dal ripulire velocemente la chiesa dal fango e tutti gli ambienti della chiesa e trasformarla in un, possiamo dire, in quello che è appunto un segno vivo di quello che le persone insieme possono fare. Quello che ci ha dato la forza di ripartire, questa gente che ci ha aiutato, amici, conoscenti, amici venuti da lontano e anche da vicino, che hanno voluto partecipare a tutti i costi. Parenti venuti da Bitti, da tutte le parti della Sardegna per aiutare. Quando ho visto tutto, ho detto bisogna ricominciare da capo, tutto, come abbiamo cominciato piano piano per 40 anni, tutto il macchinario comprato a Pagherò, con quel pezzetto lì, questo pezzo là, e vedersi tutto a terra, che non funzionava più nulla, è come che uno non esiste più. Come che non esiste più. E invece poi ho fatto coscienza, ho visto perché è arrivata tanta di quella gente, dal più umile al più grande, a darci una mano, a pulire. Tutti c'erano, medici, piloti, non piloti, grandi, piccoli, tutti a salvare l'azienda e in casa. Questa forse è la cosa più bella. Quella che mi ha dato la carica beh, non sono solo, posso ricominciare. Questo è stato il punto più bello. Ti vedo comunque, devo dire che c'hai un buon umore. C'ho un buon umore perché ti ripeto... Ti ha fatto piacere comunque l'aiuto, sì, ci hanno aiutato parecchio. Quindi addirittura sono stati degli amici che sono venuti qua, hanno detto no, andiamo via. Addirittura è stato un momento che sono detto, andiamo andati da Gallo Arredamenti, da là che ho saputo che c'è meno gente. Una cosa che sta uscendo fuori da questo documentario, grossa solidarietà. Quanta gente è venuta qua ad aiutare? Almeno 300. 300 persone? Sì, lo so per sicuro, anche di più secondo me. Incredibile. Le istituzioni ti sono state vicine? Sì, dal sindaco, tutta l'amministrazione comunale, i consiglieri del comune, tutte le istituzioni, protezione civile, vigili del tutti, sono venuti tutti, hanno fatto la sua parte. Sicuramente in Sardegna la gestione della protezione civile per alcuni aspetti è ancora indietro, ma certamente sta dando una risposta perché la popolazione comunque ci ha messo il cuore e questo è quello che importa. È anche vero che a fianco al cuore bisognerebbe poi trovare, razionalizzare tutte le risorse che sono in campo. Io ho visto tante persone, tanti volontari aiutare la città di Olbia, non solo, anche altre parti della Sardegna. Sicuramente c'è un qualcosina ancora da fare, ma siamo sulla buona strada. Di Olbia spesso si parla abbastanza male, si dice che siamo dei superficiali, che è una città che vive, che è molto fortunata, che vive nel turismo, che i ragazzi non hanno assolutamente dei punti di riferimento, si fanno sempre questi discorsi. Invece si è potuto vedere che tutti, e anche i ragazzi, i famosi ragazzi, hanno aiutato non solo le loro famiglie, ma le persone che proprio non conoscevano. Si sono ripuliti le scuole, la città si è rialzata dopo 4-5 giorni grazie alle persone di Olbia, grazie ai volontari che sono arrivati da tutta la Sardegna. Praticamente possiamo dire che è un'associazione privata, tra virgolette, perché giustamente il pubblico si sta occupando adesso ancora di fare le perizie, però non c'è il tempo, qua bisogna sbrigarsi, ripulire e muoversi.
Raccontami un po', cosa è successo qua? È stato tutto così, mercoledì mattina abbiamo deciso di iniziare una raccolta e ho chiamato il responsabile sanitario della nostra associazione, gli ho detto se potevamo iniziare a fare questa raccolta nella nostra sede e lei ha detto mi organizzo un attimo, comune, cose così. E mi ha chiamato, mi ha detto vieni subito che stanno iniziando a portare roba, devi inventariare tutto. Sono arrivata e da lì non sono più uscita. Sono 15 giorni e siamo ancora qui. Ma qua quanti sfollati ci sono stati? 37 persone, 15 famiglie. La città è stata invasa da abitanti, da cittadini, non del territorio, cittadini dei paesi di Tula, Pattada, Ozziri, Oschiri, Berchidda, Monti, persone che veramente non l'avrei mai pensato, anche da Sassari, da Cagliari, dalla Nusei ho trovato un gruppo di ragazzi veramente in zona Barata che a parte che erano veramente un gruppo simpaticissimo perché prendevano tutto come scherzo, no? Prendevano in giro i proprietari di casa e cercavano di sdrammatizzare e tirare su. È stata una cosa, credi, bellissima, veramente un grande complimento anche a quelle persone che non hanno badato all'abbigliamento che avevano addosso per sporcarlo di fango, perché erano sommersi anche loro dal fango da testa a piedi. Io ho avuto un amico di Ergole che ho 2 anni che non lo vedevo. Devo venire, e mi ha detto sto arrivando, ok, ti aspetto. Capito? Anche amici di Monti che sono venuti, che erano 2 anni che non vedevo, per dirti è venuto e 2 giorni qua a darmi la mano. Tu pensa che eravamo anche 50 persone, chi portava l'acqua, chi smontava scaffali, chi idropulitrici, 4 banchi di lavoro, una cosa, è quello che ti faceva dimenticare quello che è successo e ripartire, proprio una molla quella lì, il sorriso, infatti dicevo, sto ridendo però non so il perché se guardavi dietro c'era la tristezza, capito? Invece bisogna andare giorno per giorno e costruire e ricostruire. Don Teron, questa non sembra una chiesa, sembra un negozio di vintage, come potrei dire. Sì, questa veste un po' possiamo dire che molto bella secondo me. Assolutamente, la nostra chiesa ha cambiato quello che è il suo abito interiore, fuori è rimasta la struttura di sempre, ma dentro è anche luogo di fede applicata alla vita, applicata quindi a quello che è il segno della carità, della condivisione, della solidarietà, della speranza. La cosa bellissima è che non solo c'è stata una solidarietà da parte appunto dei sardi, tra di noi, fornitori che ci chiamavamo, hai bisogno, vengo io, vieni tu, i ragazzi, i mezzi, ci chiamavamo proprio anche se avevamo da fare, eravamo impegnati in altro, tra di noi per vedere se uno aveva bisogno dell'altro, e poi anche da fuori, dall'estero, che probabilmente là sono arrivate delle notizie terribili. È arrivata davvero tanta roba da tutta Italia anche. Sì? Sì. Domenica sono arrivati 2 camion da Torino, adesso ci devono arrivare da Modena altre cose, 4 pedane di alimentari. Una suora mi ha chiamato da Brescia, mi pare, e mi ha detto che aveva 2 scatoloni di stivali di gomma che li voleva donare qua, perché qua i primi giorni trovare stivali di gomma era come cercare l'oro, era una cosa allucinante. È stato tutto bello, tantissime chiamate, tantissime persone da tutta Italia, anche dal Belgio, è stato veramente bello, faticoso perché dalla mattina alla sera senza sosta, però bello. Sì. Tu da quanti giorni sei qua? Io sono qua, non ricordo, penso da una decina di giorni e ci sto anche dormendo, a dirti la verità qua. Vedo i volontari che stanno chiusi qua dentro, è un lavoro che io non riuscirei a fare, stanno chiusi ore qua dentro a controllare ogni singolo capo, smistarli, decidere quale vale la pena di consegnare e quale vale la pena di dare alla gente. Dopodiché la parte diciamo danneggiata, la parte brutta, il costume delle mucche che si sono viste girare su Facebook, quella parte viene scartata, viene data le mucche, c'è questo, viene scartata, viene data in beneficenza alla Lida, però anche lì ora sono pieni, ci hanno chiesto basta con le coperte, allora viene buttata, comunque non possiamo fare altrimenti. Abbiamo magazzini pieni in tutta Olbia di indumenti, abbiamo tutti questi problemi. Tu quanti anni hai? Io ne ho 30. Cosa fai? Lavoro alla Mobilines, faccio lo scaricatore di porto. E tu in questo momento non stai lavorando? Ho chiesto le ferie per stare qua. Complimenti.
Grazie. Ti fa molto onore. Siamo qua al magazzino unificato, che è questo gigantesco capannone diviso da una parte per i generi alimentari di prima necessità, dall'altra parte dei vestiari. Questa è la parte, diciamo, gestita dalla Croce Rossa italiana. Noi dalla Croce Rossa ci siamo presi la parte del magazzino viveri, è un'unità, questo che sta gestendo questo, il comitato locale di Olbia, con il comitato regionale della Sardegna. Lasceremo questo magazzino poi al comune che deciderà, come dicevo prima, nel massimo della trasparenza chi saranno poi i beneficiari del materiale che rimarrà qua. Dall'altra parte invece c'è la Caritas, c'è il collega Alberto e altri della Caritas che con noi stanno gestendo il magazzino, ma in particolare loro si occupano di tutto ciò che non è viveri. Tu ti chiami? Emanuele. Emanuele mi insegnerà come si fa la... cos'è? A smistare le... A smistare le mele, ok, allora. Corso di smistamento. Allora, vediamo un po'. Vediamo un pacco, insegnami, vediamo questo. Non so, prendiamo questo? Quale? Questo. Questo qua, questa scatola. No, o quello lì è questo. Questo ho già selezionato. Ok. Allora. In teoria se lo portare dentro. Lo porti dentro? Portiamo dentro? Sì. Okay. Allora si prende un pacco. No, fallo prendere a me, lo voglio fare io. Ok. Un pacco, una busta, quello che c'è. Quanti ne prendi al giorno tu mediamente? No, non facciamo uno a uno, li porto direttamente con i traspallet o con carrelli. Hai visto per caso se c'è una vaschettina per lavare un bambino? Bambino? No. Sono già entrato nell'organico. Poi abbiamo fatto reparti. Reparti, cioè? Qua tutto bambino, cartolibreria, qua tutta la roba nuova ancora che è chiusa, non sta aperta, materassi, letti, qua tutte le coperte, non so, dove volete possiamo mettere. Questo dove lo metti? Questo bisogna vedere che cosa sia, cosa c'è dentro. Qua per esempio questo è bambino, c'è il reparto bambino. No, va bene, cioè questo non ha danni. Ma... Prego. Se è nuovo e non è sporco si mette, se no si butta o si dà... Non lo so, sembra pulito questo. Questo sarà sicuramente tutto bambino. Tutta roba per bambini. Però vedi, guarda come si trovano le cose. Vabbè, cioè si trovano così. Questo è roba bambino, sì, sicuramente questo qua è un sacco con roba per bambino, sì. Bambino? Sì, tutto bambino. Quindi questo qua, quando una volta che lo rimetti si viene a guardare, sì, lo rimettiamo qua, poi ci sono appunto le donne qua, le signore che guardano anche loro, comunque si danno un'occhiata se sono buoni o no. Questo lo lascia la signora che... Signora, c'ha lei il bambino? O la signora più avanti, se non mi sbaglio? No, bambino qua. Bambino qua? O avanti? No, all'inizio. Quanti bambini si potrebbero... Tutti i bambini d'Italia qua. Coordinare una massa così grande di vestiario e di scala, una cosa gigante, non lo sarei mai aspettato. È molto difficile, però noi da giorni, ormai sono 12 giorni che stiamo facendo questo lavoro qua, anche in altri centri. Ora si è raggruppato tutto in questo centro, che viene chiamato Centro Unico di Raccolta. Come si fa? È molto difficoltoso, è la solidarietà che ci spinge per arrivare poi in qualche modo a tutti, ecco, perché tutta questa merce che ci è stata donata con tanta solidarietà da parte di tutti, perché qui sono arrivate delle cose anche da chiaramente da oltremare e anche dall'estero. Abbiamo avuto donazioni dalla Germania, dalla Francia, dalla Corsica, anche oggi 3 tir sono arrivati.
100 è un'esagerazione, perché di tutti questi abiti... C'è troppa roba? Non abbiamo bisogno di tutti questi abiti, di tutti questi indumenti che sono arrivati, anche perché molte cose non servono per chi ha avuto... Ho visto un bilico là con roba estiva. Esatto, per chi ha avuto l'alluvione, e quindi non serve proprio, però la gente manda tutto, magari perché pensa che sia utile, anche se per noi diventa un problema. Certo, perché bisogna smaltire tutto. Gestire e smaltire tutta questa merce. Però comunque grazie a tutti, perché comunque questa è solidarietà. E tutto ciò che è buono lo terremo. In città abbiamo le caritas parrocchiali che assistono comunque tutto l'anno il povero. E così per le derrate alimentari, uguale. Tutto ciò che noi non distribuiremo in questi giorni di emergenza verrà tenuto per i poveri che tutto l'anno hanno bisogno di assistenza. Quindi nessuno muore di fame in Italia? Secondo me no, in Italia no. Forse in Africa sì, ma in Italia no. Assolutamente no, perché davvero la solidarietà c'è tutto l'anno. Certo, in questi casi eccezionali è qualcosa di grandioso, però tutti i giorni la Caritas, ad esempio, che è un organismo pastorale della Chiesa, è un organismo che comunque il povero non lo dimentica mai. Ci si scopre come non più indifferenti a quello che sta nella porta accanto alla nostra, ma come un po' erano i paesi della nostra amata Sardegna nei 50-60 anni fa, le porte aperte e ci si parla col vicino e si dice hai bisogno di qualcosa, io ce l'ho, aiutiamoci in questo modo. Quello che è capitato in quelle ore è stato proprio che le persone si sono riunite. Io con i miei vicini di casa, sì, buongiorno, buonasera, qualche parola in più, però quella notte abbiamo vissuto nel nostro condominio con le porte aperte praticamente, ognuno si chiamava, vieni a vedere cosa sta succedendo dietro, vieni a vedere, quindi c'è stato proprio quasi una sorta di utilizzo delle case private come spazio comune, e ci siamo trovati alla fine al buio perché mancava la corrente e ci siamo trovati a mangiare insieme con la mia vicina. Questa è una cosa secondo me molto che fa riflettere. Oggi delle persone mi hanno raccontato che in pratica ci sono state delle persone che non si parlavano da anni e dopo questi fatti hanno ricominciato a parlare con i fratelli, con gli amici. Ne ho uno qua di fronte io che hanno avuto discussioni con un cliente, ce l'avevano inquilino, non ci parlavamo più, sono venuti in casa, ci hanno aiutato a pulire. Un altro che avevo qua perché mi disse, guarda, ho visto che tu non vuoi venire con me a prendere un caffè, dal giorno no, dice allora no, non ti parlo più. È venuto, mi dispiace molto, abbiamo riparlato con tutto, anche da quello più lontano. Come avete visto voi, siete arrivati qua ad Olbia, le strade sono pulite, sembra che non sia successo nulla. In una settimana hanno sgomberato le strade dal fango, dai detriti, chiamiamoli detriti perché interi appartamenti, la storia di migliaia di famiglie era riversata sulle strade. Un qualcosa che il giorno dopo dici, mamma mia, quando le tornerà la normalità? Invece dopo una settimana questa moltitudine di persone che si è rimboccata le maniche, si è data da fare, non guardando l'ora, ma facendolo proprio perché se lo sentiva, ha permesso in una settimana di tornare a una parvenza di normalità, quantomeno come, diciamo così, situazione urbana. Poi è chiaro che le ferite ci sono, le ferite, le cicatrici rimarranno, però uscire la mattina e vedere le strade normali, vedere i negozi che sono stati allagati o gli appartamenti allagati che sono tornati, diciamo così, quantomeno esternamente alla normalità, ti dà quel po' di positività di dire dai, abbiamo fatta, ce la faremo. In questi giorni avrei avuto il contatto con centinaia di persone, avrei visto centinaia di persone che vengono qua. Com'è l'umore della gente? C'è voglia di ricominciare? Ricominciare no, ha continuato a vivere facendolo anche nella disgrazia. Le immagini televisive che abbiamo visto in queste settimane hanno fatto vedere un popolo sardo molto attento e molto attivo nella disgrazia. Scappare non è una soluzione, i problemi vanno affrontati e risolti. È così per qualsiasi cosa, sia nella vita che nel lavoro, nei problemi di tutti i giorni. Quindi scappare noi non scapperemo, rimarremo qua fin quanto riusciremo comunque a rimanere in piedi. E tu invece adesso stai ripartendo? Sì. Piano piano. Ripristineremo una parte del negozio e iniziamo. Non ti arrendi comunque? No, sappiamo fare solo questo.
prenderemo gli altri. Tore, questa maglietta è molto significativa e anche molto bella. Diciamo che saranno i 4 mori che cercano di far riemergere la Sardegna da questo 18, dal fango, dall'acqua comunque. 18 novembre 2013. Ragionandoci un po' sul fatto che i 4 muri rappresentano comunque la Sardegna come bandiera. La bandiera è un simbolo, certo, un incoraggiamento, tutto quello che vuoi, e c'erano questi 4 personaggi, è venuta fuori questo logo. Prima stavo pensando di utilizzare quelli della parte superiore che davano una mano a quelli della parte di giù. E invece poi, facendo uno schizzo così, giocando un po' con la matita e con la carta, è venuto fuori questo. Cioè, poi dice in 4, da lì ci facciamo in 4, che poi può essere molto significativo in questo senso. E quindi tutti e 4 che è uno perché la bandiera, ma si fa in 4 per tirar fuori la Sardegna. È molto bello questo slogan e secondo me avrà successo. No, c'è stato effettivamente un notevole, per certi versi anche inaspettato riscontro. Anche se purtroppo ci sono state delle vittime in questo grandissimo disastro, questa catastrofe, diciamo che potremmo prendere come morale che le persone, quando si uniscono, al di fuori delle istituzioni, della politica, che ormai sono la gente ha perso completamente fiducia, riescono a fare delle grandi cose. Quindi l'individuo unito ad altri individui può fare tanto. Bisogna avere dentro di sé portare sempre quella fiammella di speranza e avere un'ancora. L'ancora è quella che ti porta fuori dal periodo buio per avere un futuro, diciamo così, migliore. Francesca, ciao. Ciao. Quindi se voglio entrare nella protezione civile, quando lo devo fare? Devi venire a fare l'iscrizione, la domanda di iscrizione. Quindi ho questa bella giacca a vento? Certo, se fai il 118 sì. Tiene caldo? Sì, abbastanza. Cosa c'è dentro? Pari? No, è il piumino. Quindi è un bel giubbotto. Non volevo regalare così? No, assolutamente no, assolutamente no. Sono passati lì i carabinieri e Micheli e lo babbo l'ha abbriato e Micheli se ne è andato, fu e Micheli non torna più. Poi diceva pattazingo domenica mea ogni giorno maccheroni, se mi rompi i bottiglioni pattazingo domenica mea. Oggi, aricci, tilce e ginocci. Questo è il coso per ricominciare. Quando si vedono le tragedie in televisione sembra tutto irreale e che non possa mai accadere a noi. Poi, quando questo succede a casa tua, tutte le cose che prima sembravano importanti perdono di significato. Il denaro, le vacanze e tutte le cose più futili. Davanti alle tragedie capiamo più cose di noi e forse diventiamo migliori. Sardegna, Sardegna, i monti più là, silenzio e profumo che gioia ti dà. Sardegna, Sardegna, il cibo più buono, bagnato da un ottimo magico vino. Sardegna, 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 il cielo più blu, le spiagge e il sole che brilla di blu. Sardegna, Sardegna, le vele sul mare, triangoli bianchi rallegrano il cuore. Sardegna, resta così per noi, è sempre così. Sardegna, resta così per noi, è sempre così per noi. Volete dare una mano a coloro che hanno perso la casa o la macchina durante questa terribile alluvione? Comprate il DVD oppure scaricate il video legalmente. Un saluto da Buzz, che poi sarei io.